La parola che ci accompagna oggi è quella che Gesù rivolse a Zaccheo, che era salito su un sicomoro per vederlo. Passando di lì, Gesù alzò lo sguardo e in tono di invito, non di rimprovero, gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi voglio venire a casa tua. Zaccheo sono io che parlo e Zaccheo sei tu che ascolti. Voglio venire a casa tua. Detto a noi significa voglio entrare nell'intimità della tua vita. Non mi basta incontrarti tra la folla e neppure in chiesa. Richiamiamo alla mente l'invito di Papa Francesco all'inizio della sua Evangelii Gaudium. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. In che cosa consiste questo famoso incontro personale con Cristo? Io dico che è come incontrare una persona dal vivo dopo averla conosciuta per anni in fotografia. Aiuta a capire la differenza, quello che succede nell'ambito umano quando si passa dal conoscere una persona all'innamorarsi di essa. Se sei un giovane o una giovane, sei in grado di capire questo meglio di chiunque altro. Non c'è che l'innamoramento che cambia veramente la vita, sia quella naturale che quella dello spirito. E Gesù è un innamorato che non delude mai.